Per il pasto con lo sportivo abbiamo pensato di realizzare un piatto unico composto da un'insalata di misticanza, germogli e fragole fresche addizionata a dei petali di grana padano 18 mesi e servire in questa insalata come piatto unico per completarla delle fettine di lonza di maiale, da sdoganare il fatto che la lonza di maiale sia una carne grassa, va benissimo per essere usata per chi fa attività pre o post sportiva. Queste fettine andranno impanate in piave oro, che è un piave molto stagionato, e verranno poi cotte in padella con un filo d'olio extravergine di oliva. Andiamo a preparare il piatto. Prendiamo delle fettine sottilissime, quasi a carpaccio di lonza di maiale. Le andiamo a cospargere di olio di oliva. L'olio di oliva sarà quella parte che ci permetterà di far attaccare poi il formaggio. Le massaggiamo in modo da far aderire bene l'olio. Abbiamo intanto messo a scaldare dell'olio extravergine di oliva in una padella antiaderente. Andiamo a cospargere le nostre fettine di piave oro, le andiamo a far attaccare bene il nostro piave grattugiato un po' grossolanamente. Lasciamo riposare il tutto un attimino affinché il piave si attacchi perfettamente. Intanto ci andiamo a preparare la misticanza. Per la misticanza andiamo a mettere dell'insalata gentile mista con magari qualche cicorino, qualche radicchio un po' amaro. Incrementiamo il tutto con dei germogli freschi. Qui abbiamo dei germogli di rafano, dei germogli di ravanello e poi aggiungiamo le nostre fragole fresche. Andiamo a togliere il picciolo e le tagliamo a fettine. Il piatto unico è molto importante in un pasto di uno sportivo, perché forse ha anche poco tempo per mangiare, per cui ha bisogno che tutti gli ingredienti che gli daranno energia pre o post l'attività fisica siano dentro un unico piatto, per cui facilità di mangiare, sicura energia. In questo caso è data da due formaggi molto importanti del territorio, il grana padano 18 mesi e il piave selezione oro, il tutto con la carne. L'olio extravergine, che non dà, è un grasso comunque vegetale che non dà problemi in una dieta per uno sportivo, e poi abbiamo la freschezza della frutta e della verdura in questo caso. Andiamo poi a preparare una vinaigrette con dell'olio extravergine di oliva, un po' di succo di limone, mettiamo anche all'interno un po' di piave oro che sostituisce il sale in questo caso, e poi nell'olio caldo andiamo a cominciare a cuocere le nostre fettine. Andiamo a condire l'insalata con la vinaigrette senza sale, il sale è dato dal formaggio in questo caso, e poi andiamo a disporre le nostre fettine calde, impanate nel piave o selezione oro, calde sopra l'insalata. Perché stiamo usando un piave selezione oro anziché un piave mezzano, un fresco, chef? Per il gusto deciso, molto importante, è anche una parte salina. Non abbiamo usato sale, per cui abbiamo bisogno assolutamente del sale dato da questo tipo di formaggio. Andiamo a chiudere il piatto con dei petali di grana padano 18 mesi. In questo caso il grana padano 18 mesi è fresco, per cui ci dà una dolcezza nel piatto in questo caso. Chiudiamo con una fragola fresca e un filo d'olio extravergine d'oliva. Il piatto è pronto. Il piatto dello sportivo è pronto.